Oh ragazzi cari, siamo giunti adesso, Ucci Ucci, siamo velocissimi questa sera, ma è giusto così anche perché è domenica, siamo giunti, mi pare le ragazze siano già pronte alla terza uscita con l'abito elegante. Dico subito alla giuria che la votazione, il criterio per la votazione è l'eleganza della concorrente e nella scelta, l'eleganza ovviamente, e la scelta dell'abito, perché l'abito viene scelto direttamente da loro. Quindi squillino le trombe, rullino i tamburi, con noi nuovamente queste nostre 16 concorrenti. Vai con la musica e prego le concorrenti. Centro dell'attenzione, ma è un bel centro dell'attenzione questo, anche perché il mio lavoro è veramente uno sporco lavoro che qualcuno deve purtroppo fare. Allora, adesso faremo sfilare una ad una queste ragazze, quindi schiamo immediatamente la numero 1, Francesca Limoni. Giada Mondin. Francesca Boscoscuro. Numero 6, Alice Saggion. Numero 7, Angela Florea.
fa. Numero 9, Maria Busellato. Numero 10, Angela Florio. Numero 11, Giulia Gasparon. Numero 12, Jennifer Stier. Molto bene, numero 13, Ariel Ceola. Numero 14, Giulia Boscato. Con la numero 15, Maria Francesca Martini. E per concludere la numero 16, Beatrice Soardi.
Firenze con un altro caloroso applauso. Grazie. E questa era l'ultima votazione, quindi Umberto cortesemente sempre pronto. Umberto ormai sembra il nostro bodyguard preferito che raccoglie le schede dei nostri giurati che proprio in sindacabile giudizio hanno dato ovviamente un voticino all'interno delle schede. Siamo alla terza scheda, quindi siamo giunti alla conclusione, però prima vogliamo ringraziare, adesso tutto va ovviamente inserito all'interno del nostro computer per il giudizio, sembra quasi il giudizio finale, vabbè, quello è un'altra cosa, Ringraziamo gli sponsor Mistiene 2016, l'agenzia viaggi Araca di Costa Pissara, l'agenzia Vittoria Assicurazioni di Schio e Cornedo Vicentino, la gioielleria Ilaria Melli di Tiene, la Confartigianato di Vicenza, Mandamento di Tiene, l'agenzia viaggi Pachamama di Tiene e i media partner Valleyland Web Radio e il mensile Il Filo del Vicentino. Ringraziamo anche gli sponsor nazionali Miss Blumare 2016, Inco Benessere e Bellezza, MSC, Crociere e Peel Experience, epilazione con laser al diodo, Fomec di Castelgomberto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli gioielli, Euro New Pack imballaggi, Atelier di Anna Biagi, Design My Cover, cover personalizzate per cellulari e smartphone, profumi De Fenis e il media partner il settimanale Ora. Ringraziamo l'organizzazione nazionale curata ovviamente da Studio Immagine, agenzia di comunicazione di Tiene e Pachamama, agenzia di viaggi, nonché ringraziamento al nostro valletto Umberto Dall'Alba, collaboratore commerciale nazionale di Miss Blumare, nonché grande talent scout di bellezza. Prima di decretare Miss Tiene, ma anche le altre fasce, sono 6 fasce in tutto, vi voglio presentare allora lo staff di Studio Immagine: Guido Maculan, presidente Miss Blumare, Luca Dalmaso, direttore generale Miss Blumare, Diego Dalmaso, responsabile nazionale area partner, Umberto Dall'Alba, sviluppo commerciale nazionale del concorso. Abbiamo con noi anche Corrado Pozzer, presidente di Valleyland Web Radio, e mi pare ci sia anche... C'è Giorgio Rossi? Giorgio, vieni, vamos a ver. Allora, lascio la parola subito a Guido. Velocemente, buonasera a tutti. Beh, ha già detto Giampi che 11 anni fa siamo partiti da qua e ha già salutato chi di dovere, quindi non mi dilungo. Il mio compito è di portarvi un po' in viaggio e illustrarvi velocemente l'itinerario che farà MSC Poesia, uno dei gioielli della flotta MSC Crociere, che ci vedrà a bordo dal 23 al 30 ottobre 2016 per la 9ª edizione di Miss Blumare. Si partirà da Genova, poi si proseguirà con Napoli. Il bello di Napoli è che la nave arriva praticamente in centro, 10 minuti a piedi si è in piazza del Plebiscito. Si proseguirà con Messina e l'escursione prevede Taormina, perché dovete pensare che le ragazze saranno impegnate con le prove, però chi segue i genitori, gli ospiti, i passeggeri possono chiaramente, non perdono nessuna escursione. Poi anche le ragazze avranno chiaramente qualche momento che potranno sfruttare per visitare le città più importanti. Quindi Messina con Taormina, poi proseguiremo con Malta e la Valletta, e anche qui la nave c'è un scenario bellissimo perché arriva praticamente, anche lì possiamo dire, in centro. Poi si prosegue con Palma di Mallorca, anche con un'escursione un po' notturna, si sta fino a sera, e poi il classico Barcellona, Marsiglia e Genova. Quest'anno è questo itinerario. Per la 10ª edizione pensiamo di fare qualcosa un po' più di originale, un po' particolare. Intanto partiamo in questo viaggio, come diciamo sempre noi, un viaggio nell'evento, un evento nel viaggio. Grazie. Lo staff artistico ovviamente stippato nella stiva. Va bene. Prego Corrado Pozzer, 2 parole anche su Valleyland. Beh, buonasera anche da parte mia, mi chiamo Corrado Pozzer, sono il presidente, sono quello che ha voluto questa nuova web radio che è nata qui nella nostra vallata. Siamo Torre Belvicino, Schio, ma Tiene qui è un passo, naturalmente un'iniziativa nata nel 2015 e quest'anno, per il primo anno, dopo 9 anni che loro
sono già in corsa, siamo noi la radio media partner di questo grande evento che si chiama Miss Blue Mare, vorrei ricordare, secondo solo a Miss Italia. Quando mi è stato proposto questo, l'ho già detto alla prima sera a Trissino, non mi è parso vero, perché noi che veniamo da sotto, siamo partiti da poco, essere qui quali media partner di un concorso così importante è davvero per me, per tutto il mio staff, una grandissima soddisfazione. Parte integrante del nostro staff c'è anche il signor Giampi Michelusi, che anche stasera ci ha assolutamente deliziato con una presentazione perfetta, tempi, tutto, veramente un grande professionista. Avevamo qui anche in giuria Nicole Pozzer, che vorrei proprio anche farle un complimento. Lei questa settimana si laurea e ha scritto la sua tesi di laurea parlando di web radio, quindi da parte mia, come presidente della radio, ancora più grande soddisfazione. C'era anche Fabio, il tecnico, anche lui un grande collaboratore della nostra radio. Diceva appunto Giampi Michelusi prima, non potete seguirci in FM, potete ascoltarci dal vostro PC, www.valleylandradio.it, oppure abbiamo le applicazioni per tutti gli smartphone. È un concorso che spero ci porti conoscenza, spero che tutti un pochettino, oltre che a vedere le miss, seguiate un po' anche il nostro progetto. Un concorso come questo ha bisogno anche di tutto quello che sta intorno, e noi come media partner stiamo facendo la nostra e ce la mettiamo tutta. Grazie, un parterre strepitoso qui a Tiene stasera a Villa Fabris, è la seconda esterna che vedo, ma qui davvero il calore della serata, tanta gente. Ringrazio veramente anche Studio Immagine e tutto quello che hanno fatto, perché qui negli stessi giorni sono riusciti a inserire Master Grill anche lì, Valley Radio Media Partner. Grazie veramente a Guido, grazie a Luca, grazie a Diego, grazie soprattutto a Giampi Michelusi, e a presto, alla prossima. Grazie da Corrado Pozzer e da Valley Radio. Grazie Corrado, due parole anche per Luca Dalmaso, prego Luca. Buonasera a tutti, anche da parte mia, e volevo dire, secondo me l'anno prossimo questo signore non sarà più fra gli sponsor di Miss Blue Mare Veneto, ma penso che farà un salto superiore su quegli sponsor vicino a MSC Crociere. No, a parte gli scherzi, grazie Riccardo di credere in questo progetto. Se siamo arrivati a questo punto è anche per merito di sponsor come Valleyland, perché le nostre risorse si attingono dagli sponsor locali. Questo ci ha permesso di diventare uno dei più grossi concorsi a livello italiano. Siamo secondi sicuramente a Miss Italia, però posso dire che in qualche regione siamo anche prima di Miss Italia, soprattutto nelle regioni del Sud Italia. Quest'anno ci saranno 60 ragazze provenienti da 18 regioni che si contenderanno il titolo di Miss Blue Mare 2016 a suon di passerelle, a suon di sfilate, dirette da un coreografo, Rocco Cagnè, di provata esperienza a livello internazionale. Pensate che questa persona dirige sfilate per Gattinoni, per Liu Gio, per Renato Balestra, ed è con noi per il terzo anno consecutivo. Sta crescendo, sta lavorando molto bene, e quest'anno ci sarà anche una novità molto importante. Andremo in onda su un canale nazionale in fase di definizione con un format, un reality chiamato Vita da Miss. Andremo a sbirciare durante la crociera su tutte quelle che sono le emozioni, quelle che sono le prove tecniche che andranno ad affrontare le nostre ragazze, e poi questo andrà in televisione, per cui ulteriore visibilità per tutti i nostri sponsor. Grazie a tutti. Qualcuno ha tentato di clonarci, ma non ci sta riuscendo bene. Quindi adesso mi hai toccato proprio sul vivo. Posso dire che c'è un concorso simile al nostro, che però posso dire che ci ha copiato in tutto e per tutto. Mi dispiace dirlo così direttamente, però non faccio il nome, chi è del settore lo conosce molto bene. Miss Blue Mare è un marchio registrato, Miss Blue Mare è la 9ª edizione, l'anno prossimo sarà ancora più grande, e noi parliamo soprattutto con i fatti, cercando di andare avanti per la nostra strada senza copiare la concorrenza. Ma se si copia poi non si copia tutto, i minimi particolari non sono copiati, sono come i cinesi. Prego Diego, veloce. Buonasera a tutti, voglio ringraziarvi. Io ho l'onore e l'onere per il concorso Miss Blue Mare di seguire, pensate bene, 18
concessionari a livello nazionale. Siamo presenti in 18 regioni italiane e penso sia un record assoluto per un concorso che è nato appena 9 anni fa. E ci meritiamo un applauso, cosa dici? Certo, certo. Grazie. Vorrei spendere anche una piccola parola giustamente per ringraziare tutti i partner regionali, ovviamente, però la mia presenza in questo weekend è un po' particolare perché appunto ho avuto il piacere di poter realizzare un sogno che coltivavo da tanto tempo, grazie ovviamente ai miei colleghi di Studio Immagine, Guido, Luca, Mattia, che hanno lavorato duramente in questi giorni. Abbiamo realizzato questa meravigliosa manifestazione che è Master, che vorrei ringraziare in primis il pitmaster Federico Dallago, che è pronto a servirvi gli ultimi panini. Vi posso assicurare che resterete stupefatti dalla bontà. Grazie. Tieni un panino, Federico, mi raccomando. Io non sono uno che mangia tanta carne, lo cerco di evitarla, però era straordinario. Giorgio, tu quasi hai visto nascere questo concorso. L'ho vista nascere. No, ma non devo dire, non devo dire molto, solamente una testimonianza di qualcuno che, partito assieme a degli amici, partiti per scherzo, partiti prendendoci in giro, grazie alla perseveranza, alla bravura e alla professionalità di Studio Immagine, siamo andati avanti, siete andati avanti, perché io poi non ho proseguito la vostra strada e i vostri successi. Hai fatto un po' lo schettino della situazione. Però devo dire che aver coinvolto, essere riusciti a coinvolgere MSC, essere riusciti a coinvolgere tutta l'Italia, e questo non è la solita battuta tutta Italia o tanta gente, è la realtà dei fatti. Devo dire che Studio Immagine e chi ci lavora dentro, che sono già stati nominati da tutti, sono stati veramente bravi, e vederci qui oggi, ritrovarci qui oggi a Thiene, si può pensare che non sia questa grande cosa, è così uno spettacolo che può girare nelle nostre cittadine, nelle nostre città. Ma pensate invece che tutta Italia conosce Miss Blumare, tutta Italia vuole comunque vedere la finale, e la MSC è riuscita a dare veramente un senso pieno a questo concorso. Per cui grazie ancora a Studio Immagine e a chi ha proseguito e fatto questo. Grazie quindi al presidente delle Proloco provinciali, Umbertone, Talent Scout, grande amico del nostro concorso. Grazie Giampi, per me è un piacere essere qui. Io sono di ritorno dal villaggio Isamar di Chioggia, dove ieri sera, anche dopo la delusione della partita nazionale, abbiamo avuto tantissime persone che sono rimaste per il concorso. Sono tornato alle 5 col sorriso sulla bocca perché il nostro concorso è il migliore in Italia. Noi facciamo dei numeri incredibili. I miei colleghi dicono che siamo i secondi, e io che ho lavorato negli ultimi 5 anni per i migliori concorsi di bellezza nazionali ed internazionali, vi dico che Miss Blumare è il migliore in assoluto. Io sono responsabile area commerciale del concorso e quindi mi occupo appunto delle sponsorizzazioni, che sono la linfa del concorso. Quest'anno in modo particolare ho portato The Phoenix, che è un nuovo brand che guarda al lusso, produce un profumo da donna che viene fatto in Francia e sarà protagonista nelle finali regionali e in finale nazionale, come omaggio per le vincitrici regionali e per le fasciate nazionali. Dopodiché The Phoenix produce anche un Franciacorta, un Brut e un Rosé, che anche questi saranno protagonisti nei brindisi sia nelle finali regionali che in finale nazionale. Ho portato l'accordo con un'azienda di Bergamo che è Design My Cover, che ha iniziato attività 2 anni fa e ad oggi conta 20 sedi in Italia, produce cover personalizzate di alta gamma, e con loro è nata l'idea di fare la cover del concorso, che è questa, che tra l'altro viene regalata ad ogni vincitrice di tappa ed è anche in vendita sul sito. Oltre a questo ho chiuso l'accordo come media partner con Ora, che è un settimanale nazionale, e dalle prossime settimane saremo protagonisti anche su questo giornale. Ok, grazie Giampi. Grazie.
Sapete cosa si direbbe a casa mia? Fuori dalle balle. Grazie. Bravo Tappi! No, sto scherzando, dai. Siamo amici, ci conosciamo da tantissimo tempo. Grazie perché è stato bello. Ovviamente condividere con loro tutte queste grandissime esperienze che ci appassionano da tanti anni. Oh, ragazzi cari, ragazze carissime, è giunto il momento di richiamare con noi le ragazze per la proclamazione finale. Prego. A disposizione. C'è anche il sindaco di Tiene, quindi chiamati al sindaco e portamelo qua nel backstage. Allora prendo la classica busta che Luca mi ha fornito poco fa per darvi notizie relativamente quello che hanno giudicato i nostri giurati. Allora, sesta classificata, ovviamente ragazze che avranno la possibilità di essere ancora con noi, si sa mai, per le prossime tappe, le prossime selezioni. Mercoledì saremo a Schio, poi in altri paesi, Isola Vicentina, Grisignano di Zocco, insomma tante tappe sia a luglio che ad agosto. Sesta classificata, fascia di Miss Immagine 2016, Award Partner la Confartigianato di Vicenza, al mandamento di Tiene, premia la presidente provinciale sezione acconciatori ed estetisti, signora Renata Scaragatta. Allora, voi volete sapere chi è la sesta classificata? Vi dico subito che è Beatrice Zoardi. Classificata, fascia Miss Preziosa 2016, Award Partner la gioielleria Ilaria Melli di Tiene, sponsor nazionale, premia il direttore creativo signor Stefano Novello. Quinta classificata, Ucci è Maria Busellato. Fascia Miss Araca Viaggi 2016, Award Partner l'agenzia Viaggi Araca di Costa di Sara, premia il titolare signor Moreno Marzarotto. Quarta classificata, attenzione, Alice Saggion. Classificata, fascia Miss Valiland Web Radio 2016, premio partner la Web Radio Valiland, media partner dell'evento, premia il presidente Corrado Pozzer. Terza classificata, aspetta che nascondo i nomi come i compiti
agli esami di Stato. Come dai? Ma come veloce? C'ho spazio fino alle 6 domani mattina. Ariel Ceola! Seconda classificata fascia Miss Vittoria 2016, Premier Partner Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Cornelio Vicentino e Schio premia il signor Maurizio Andretta. Seconda classificata è Agata Scarpa. Al gradino più alto del podio, la prima classificata, la fascia di Miss Tiene 2016, 11ª edizione, Best Partner, l'agenzia viaggi Pachamama di Tiene premia assieme a Consuelo il sindaco di Tiene Giovanni Casarotto, vince una coroncina offerta da Studio Immagine di Tiene, una mini crociera offerta di 2 giorni dall'agenzia Viaggi Pachamama. Allora, se mi fai partire, vediamo un po' e lasciamo un attimo di suspense per capire chi è Miss Tiene.